Va ora in onda la rassegna stampa. Aspetta un attimo che mi stavo ancora tirando sui pantaloni. Cioè, qui iniziamo ogni mattina sempre prima, un attimino che mi allaccio, che cavolo, dove devi far vedere la canottiera bossiana? Ma no, ma scusa, dammi il tempo. Il pigiama me lo porti via tu? Sì, ok, eccoci. Buongiorno. No, perché poi anche Francesco viene direttamente in pigiama, no? Però lui non viene inquadrato, scusami. E d'altronde per fare prima si fa così, signori. Dai, comunque come pigiama è elegantissimo. Buon mattino da Sammy Varin, sono le 7:30 puntuali come un fuso, solo perché appunto vi abbiamo infarcito di jingle. Questa è Radio Libertà, ma è proprio Radio Libertà. Siete sicuri? Come si chiama questa radio? Come popolare? Ha sbagliato indirizzo. Che capita, quando conosci tante radio, no? Dove cazzo sono andato stamattina? Sta attento a sbagliare. Buongiorno, svegli allerta, ma che giornata frizzantina che ci aspetta quest'oggi. Sarà l'arietta, su Milano c'è un'area di neve, chiaramente non nevica qui, però tutto intorno bianco. Buongiorno agli amici di Livigno, che atmosfera stupenda. Il buon mattino da Sammy Varin, ma cos'è tutta questa allegria? Non capisco, ma se è diventata davvero una radio comunista. Il buongiorno da Sammy Varin a chi ci segue sul canale 252 in televisione in tutta Italia. Buongiorno a chi ci ascolta dall'auto nella banda DAB della vostra autoradio. Ci ascoltate senza problemi anche qua in tutta Italia. Buon mattino ai tanti che hanno scaricato l'applicazione, eccolo qua, il telefonone di Sammy Varinone, e qui scaricando l'app potete tranquillamente seguirci anche in metropolitana. Buongiorno a chi ci segue dai social, su Lega Salvini Premier, in milioni ogni mattina schiacciano il bottoncino, e anche su Lega Giovani. Un motivo in più oggi sicuramente per ascoltarci è per la titolazione dei quotidiani di quest'oggi. Prima però un'occhiata alle agenzie della notte. Il Corriere della Sera apre con la notizia naturalmente di ieri sera: l'ira di Meloni indagata per il caso Al Masry, non mi manderanno a casa in questo modo. Ecco l'atmosfera, signori. Su Repubblica, Meloni riceve da Mantovano la notizia dell'inchiesta per il rimpatrio di Al Masry e convoca il vertice d'emergenza. Attacchiamo. Andiamo sull'Ansa, caso Al Masry, Meloni indagata avanti a testa alta, non mi faccio intimidire. Come vedete, tutti fermi alla notizia di ieri sera. E allora, con questa simpatica marcetta comunista, ci tuffiamo davvero nei giornaloni del giorno. Il Corriere della Sera: Meloni indagata, non ho paura. Su Repubblica: Meloni indagata, sfida i PM. La Stampa: Al Masry indagato il governo. Quotidiano Nazionale: Meloni indagata e scontro con i PM. Il Fatto Quotidiano: Meloni spaccia un atto dovuto per un complotto. Il Messaggero: Al Masry, Meloni indagata, ma non sono ricattabile. La Verità: la furia dei PM, governo indagato. Il quotidiano Il Giornale: attacco al governo, Meloni indagata. Su Libero: indagato mezzo governo, golpe di testa. Sul quotidiano Il Tempo: a ridaglie chi vuole fermare Giorgia. Domani: Meloni indagata per il caso Al Masry, l'assalto finale alla magistratura. Il Manifesto: atto voluto. L'Unità: amici dei tagliagole, indagati premier e mezzogoverno, favoreggiamento. La Meloni non sono ricattabile, ma dai libici sì. Il Gazzettino: caso Al Masry, Meloni indagata. Il Riformista: come da copione. Il Mattino: Al Masry, indagata Meloni, non mi faccio intimidire. L'Identità: Giorgia Meloni e mezzo governo
indagati per il caso Al-Masri. Il dubbio, Meloni, Mantovano, Nordio, Piantedosi, messo sotto inchiesta il cuore del governo. Avvenire, Libia, governo indagato. Il secolo XIX, Meloni indagata, è scontro. La notizia, il caso Al-Masri travolge il governo. Indagati Meloni e Piantedosi, Nordio e Mantovani. Leggo, caso Al-Masri, Meloni indagata. Il secolo d'Italia, avviso di garanzia al governo, premier e ministri indagati per il caso Al-Masri, Meloni, non mi faccio intimidire. Il Quotidiano del Sud, il governo è avvisato. L'Opinione delle Libertà, toghe rosse fuori controllo. La Ragione, avvisati. La Discussione, vicenda Al-Masri, il premier Meloni ricevuto un avviso di garanzia. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. L'Edicola, Meloni indagata, l'affondo ripicca dei magistrati. E questi sono solo alcuni dei quotidiani, ma poi ci sono quelli locali, potrei andare avanti. Tira su cursore, fammi sentire ancora 30 secondi di bandiera rossa. Sì, sì! Socialismo per la libertà, non più nemici, non più frontiere, solo i confini, rosse bandiere, o socialisti alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Lo so, ti sei tolto una soddisfazione. Sto parlando naturalmente non col nostro regista Francesco, col buongiorno, ma a te ascoltatore piddino che ci segui da mesi, da anni, anche con un sorrisetto dicendo questi ottusi, questi... è vero, lo so, sono soddisfazioni e io non posso che dirti grazie perché ascolti la voce di Sammy Varin, buongiorno, 7:37, Radio Libertà. Grazie a chi ci segue con il sorrisetto ben pensante. Chiaramente da quest'oggi tutto cambia. Fino adesso andavamo in Europa dicendo cosa c'è? Voi siete ridotti male, indagati, governo in bilico, non vi caga nessuno, noi andiamo da Trump, noi qui, noi là, siamo puliti e non siamo ricattabili. Governo avvisato. Beh, direi che abbiamo già una buona partenza per i vostri messaggi al 340 6709 659. Sì, perché ricordiamolo, questa è una rassegna stampa fuori moda, fuori posto, fuori tempo e abbiamo la possibilità, avete la possibilità di entrare in onda facendoci un WhatsApp anche in questo momento al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno. Più tardi avremo anche ospitoni della miseria per commentare queste notizie. Alle 9 arriva il sottosegretario di Stato alla Presidenza, l'Alessandro Morelli. Alle 11 arriva la Tiziana Nisini. E siamo anche qui nelle alte sfere, vicepresidente della Commissione il Lavoro. Avremo il Focus Lombardia alle 11:30 con Silvana Snider. Ma soprattutto voglio ricordarlo perché questa è una grande, alle 11:10 ci verrà a salutare Vilma De Angelis, storica cantante, ma anche in televisione, quella che ha portato la cucina in televisione anno 1930. La Vilma è dannata, ma di quelle tostissime che ci racconterà prima di tutto come sta, perché era caduta in casa qualche mese fa, adesso si sta riprendendo, ma soprattutto ci racconterà i suoi ricordi sanremesi, visto che ormai siamo al conto alla rovescia e ci sono notiziette carine anche sul Sanremo di quest'anno. Partiamo? Ma sì, dai, basta bandiera rossa, basta, mi sto grattando peggio che quando parlo di Tosi, non so perché anche voi avete sta cosa della grattarola, viene, quando parlo di Tosi mi viene la grattarola.
Il buongiorno da Avvenire. Partiamo da Avvenire, certamente il quotidiano cattolico che dicevo apriva con Libia, governo indagato, le accuse sono peculato e favoreggiamento nella gestione del torturatore arrestato e poi riportato in patria con volo di Stato. Iscritti nel registro Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano. La Premier dà la notizia, ma io non sono ricattabile. L'avevo già sentita sta cosa. Si alza lo scontro con opposizioni e magistratura che precisa un atto dovuto. Saltano le audizioni dei ministri. Naturalmente già su Avvenire si parla degli affari turchi del generale Al-Masri. Vi dico, io, se vi ricordate, in quei giorni di rassegna stampa ho evitato di approfondire la cosa perché Mago Varin, d'altronde, insomma, c'è Deborah Bellotti oggi alle 12:10, terzo tempo dell'informazione, è tutto un magna, ma ci colleghiamo con l'astrologa perché a questo punto è chiaro bisogna chiedere un aiuto a lei. In quei giorni di rassegna stampa, quando abbiamo liberato Al-Masri, ho fatto firulì firulà, ho evitato di indagare su questa cosa perché mi puzzava tanto. Ho detto questi non ce la perdonano, frase ufficiale virgolettato di Sammy Varin, andatevi a riascoltare quelle rassegne stampa, questi non ce la perdonano. E così è stato. Anche il bravissimo e dolcissimo Avvenire ora ci racconta gli affari turchi del generale Asmarri, il viaggio nel business del ricercato dell'AIA. Ma il quotidiano Avvenire, a proposito di intelligenza artificiale, mette in prima pagina la nota vaticana, che non capita spesso, insomma, sull'intelligenza artificiale e quella reale. Titola Sfida tra intelligenze, prima c'è l'uomo e Trump dà la sveglia. Vi leggo qualche riga. L'intelligenza artificiale non va divinizzata, non deve sostituire le relazioni umane, ma deve essere utilizzata solo come strumento complementare all'intelligenza umana. È l'assunto fondamentale della nota Antiqua et Nova sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, che riepiloga, sistematizzandolo, l'ampio magistero in materia di Papa Francesco. Il documento diffuso ieri è il frutto della riflessione a due voci del Dicastero per la dottrina della fede e del Dicastero per la cultura e l'educazione, con l'approvazione del pontefice, e arriva nel pieno di un terremoto politico e tecnologico che ha il suo epicentro negli Stati Uniti. Qui l'app cinese DeepSeek ha fatto affondare i titoli del competitor americano, spingendo Trump a un richiamo per le aziende USA. Ma tra tante insidie ci sono anche molte opportunità, come dimostrano le storie raccolte da Avvenire sull'utilizzo del digitale e degli algoritmi a servizio dell'attività educativa dei più giovani. Così la nota vaticana in prima pagina sul quotidiano Avvenire. Ma io giro pagina e mi tuffo subito sul Corriere. Come dicevamo, Meloni indagata, non ho paura. La vignetta di Giannelli, sì carina ma poteva fare di meglio, la frase solita, non è un'indagine aurologeria, e si vede naturalmente il giudice che con davanti la Meloni e qualcuno che dice non è un'indagine orologeria, ma peccato che dietro il sostituto procuratore ci sia un orologio a cucù, e proprio in quel momento esce fuori l'uccellino cucù, cucù, non è un'indagine a orologeria. Non lo so se vi fa ridere, però insomma è quello che propone Giannelli, più di così sì, raramente ridiamo. In centropagina sul Corriere, ed è quello però che vorrei segnalarvi quest'oggi, perché va bene la Meloni indagata, chiaro che esce da tutte le parti, però ci sono anche altre notiziette carine, e il Corriere mette in prima pagina questa a proposito di Sanremo. Caso Ultra, le accuse a Emischilla, che non è una marca di detersivi, ma è un cantante anche molto famoso, Emischilla. Non conoscete Emischilla? Emischilla, voi brianzoli dovreste conoscerlo, arriva da Vimercate, sappiatelo. Uno dice, oh cazzo, proprio da qua doveva arrivare. Stadio vietato, ma va al festival. Praticamente c'è stato il DASPO per questo Emischilla, e DASPO per il cantante Emischilla, e l'ipotesi di associazione per delinquere.
Cioè, il rapper Emi Schilla, al secolo Emiliano Rudolf Giambelli da Vimercate, 35 anni, andrà all'Ariston di Sanremo, ma non potrà andare allo stadio. Emi Schilla risulta indagato. Emi Schilla! Oh, ma cos'è? Continui a mettermi sta frase, non ho capito. Emi Schilla! Francesco mi fa gli scherzettini stamattina. Emi Schilla risulta indagato per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta. Ma chi? Emi Schilla sugli ultra del Milan. Cioè questo al Daspo indagato, Daspo di 3 anni, Emi Schilla, e però va a cantare a Sanremo. Non può entrare nello stadio, ma va a cantare. Emi Schilla! Vabbè, no, è una notizia. Cioè per far capire, insomma, è come d'altronde altri rapper che hanno cantate di violenza, apri le gambe, ti faccio, ti scopo, ti faccio di tutto, e a Sanremo invece diventeranno buoni, come il lupo De Lupis, il lupo buonino buonino, eh? Mamma mia, come siamo davvero schifosamente diventati, solo perché hanno tanti like. Questa è gente che ha tanti like, tantissimi, perché sono un esempio, anche un esempio negativo, ma i giovani li seguono perché sono comunque un esempio. Oggi devi essere un esempio, positivo, negativo, basta che tu sia un esempio, diventi un capobranco, come i Maranza che insegnano ai nostri figli come si vive a Milano, come si violenta la ragazza senza toccarla, basta appoggiarsi a lei dal di dietro quando la metropolitana è piena. Emi Schilla, un esempio per tutti noi. Ok, sì, siamo in prima pagina sul Corriere, mi stavo addormentando. Il caffè di Massimo Gramellini tira le orecchie, anche la pallina, a Sinner, che ha deciso di non andare da Mattarella oggi. Anche Sinner può sbagliare. E Gramellini si chiede, ma perché? Perché non è che poi, cioè, andare o no da Mattarella è un qualcosa che va al di là del fatto che sono tanto impegnato. Non è Sanremo Mattarella, dice Gramellini, è il Presidente della Repubblica. Quindi se ti invita e tu non ci vai è uno sgarbo istituzionale. Un conto è fare lo sgarbo a Conti, un conto è Conti, un conto è fare lo sgarbo a Matta. E insomma, potremmo cambiare idea su questo Sinner. Fino adesso siamo stati un po' tutti artefici del suo successo, e se non va da Matta, cavolo. Ma voi ci andreste da Matta? Buongiorno, certo, grazie. Mi state scrivendo alla grande, tra un quarto d'ora inizio a leggere i vostri messaggi, e continuate a riempire il nostro computer 340 6709 659, perché alle 8, dopo la pausa delle 8, oggi avremo Gianfranco Balestrini, storico artista brianzolo anche lui, e lui ha cantato in lingua, in dialetto, ma in questo caso è un pianista eccezionale, ci fa ascoltare un pezzo di ragtime indimenticabile. Sì, corro, il Fatto Quotidiano, c'ho anche una pagina interna, qualcuno me l'ha menato, non leggi mai il Fatto Quotidiano, come mai solito comunistetto da 4 soldi, no? Il Fatto Quotidiano, Meloni, quando leggo, c'è un'aria, quando apro il Fatto Quotidiano, cioè, perché cercano di farmi fuori, capito? Spruzzano cose obbrobriose. Meloni spaccia un atto dovuto per un complotto. Indagato con Ordio, Piantedosi e Mantovano per l'affaire Al-Masri. L'attacco preventivo ai PM. Non mi faccio intimidire, questo è un attacco ai PM, ragazzi, ma per girare la denuncia al Tribunale dei Ministri dovevano avvisarla, tra virgolette. No, cercavo qualche vignetta un attimino carina su io la vedevo una vignettina carina, adesso magari la dico, qualcuno poi la fa, con Berlusconi in paradiso da una nuvoletta, che dice giù alla Meloni con la faccia, con in mano il fogliettino che è stata indagata, gli dice: benvenuta nel club.
No, non sarebbe stata bella come vignettina, bruttissima. Ok, il Giornale, attacco al governo, Meloni indagata. Fatemi sapere cosa ne pensate, come nel 1994, per quello che ti dicevo, benvenuta nel club, è successa la stessa cosa. La differenza è che lui poi è stato anche capito, cioè non è stato solo indagato, poi hanno controllato e hanno scoperto che ha pur fatto qualche cosa, condannato, si dice così. Ma è successa la stessa identica cosa, cioè nel momento che la Meloni si fa vedere attiva, amica di tutti e che sta portando a casa anche soldi. Quanti soldi? 10 milioni? Cioè, capite? C'è qualche cosa che non funziona. Miliardi, sì. È strano sta cosa. Cucù, sembra davvero una cosa a orologeria. Cucù, attacco al governo, Meloni indagata. La premier Nordio, Piantedosi e Mantovano iscritti nel registro della Procura di Roma per il rimpatrio di Al-Masri. Lei avanti senza paura, non mi intimidiscono. Il centrodestra ripicca delle toghe per la riforma. Abbiamo fatto una riforma, abbiamo cominciato a farla, la separazione delle carriere, ma c'è anche il decreto sulla disegno di legge sulla sicurezza, che è bello tosto, perché chi si macchia di gravi reati gli togliamo la cittadinanza italiana, insomma. Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, dopo la Costituzione i magistrati sventolano anche gli avvisi di garanzia in faccia alla Presidente del Consiglio. In effetti sono passati pochi giorni che i magistrati hanno abbandonato l'aula quando parlava Nordio, eccetera. Al suo braccio destro e a 2 ministri per una decisione politica, l'estradizione di un pericoloso soggetto libico presa nell'interesse della sicurezza nazionale. Ce lo dovevamo tenere noi, il torturatore. Lo Stato siamo noi, sembra dire il potere giudiziario a quello politico. Non a caso, proprio mentre la riforma della giustizia sgradita alle toghe sta facendo consistenti passi in avanti e lo scontro con la politica è al suo apice. Cucù, 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 più che un avviso di garanzia, questo sembra essere un avviso di sfratto forzoso a un governo legittimamente eletto, cosa per la verità non prevista dalla Costituzione. Da qualsiasi parte uno la giri, questa storia non sta in piedi, a partire da chi l'ha innescata. L'esposto preso sul serio dalla Procura di Roma parte infatti dall'avvocato Luigi Ligotti, una vita passata a difendere pentiti di mafia di primo livello e a girare per partiti. Lo ammette giustamente Alessandro Sallusti, che è partito dall'MSI Ligotti. Oggi viene intervistato a Go sulla Stampa e anche Repubblica, chiaramente è la consorella, Pissi Pissi Bau Bau lo ospita. Allora, dall'MSI poi l'approdo tra le braccia di Antonio Di Pietro e infine nel 2008 l'ingresso come sottosegretario nel governo Prodi. E come dimenticarlo? Che ci azzecca, per usare un termine caro a Di Pietro, un signore del genere con l'estradizione di un generale libico non solo non è chiaro, ma è pure sospetto, in un paese dove, si è scoperto 2 giorni fa, i servizi segreti hanno spiato a lungo il capo di gabinetto della Premier. Dagli sbarchi bloccati dal governo di cui Salvini era ministro degli interni, già perché quello che ha indagato Salvini, lo stesso sostituto procuratore dell'avviso di garanzia, la Meloni, al caso del centro di accoglienza in Albania, fino all'attuale questione che riguarda la sicurezza nazionale, la magistratura quantomeno dà impressione di volersi sostituire al potere politico e a quello esecutivo. Qualcuno oggi obietterà: la magistratura fa il suo lavoro. Non è sempre così. La magistratura fa i lavori che le interessa fare. Se ai tempi del governo Draghi io o qualsiasi cittadino avessimo fatto un esposto contro l'imposizione del Green Pass, cosa che in effetti è successa, a nessun magistrato sarebbe venuto in mente di mandare un avviso di garanzia a Draghi, al ministro della Salute Speranza e a qualsiasi ministro coinvolto nella decisione. Screditare agli occhi dell'opinione pubblica e del mondo intero, anche solo in ipotesi, i vertici del governo è una scelta che, al di là delle intenzioni di chi l'ha presa, può rivelarsi un pericolo per la democrazia. Così Alessandro Sallusti quest'oggi sul quotidiano Il Giornale.
ma io salto mentre arrivano i vostri WhatsApp copiosi al 340 6709 659. Chiaramente questa è una rassegna stampa sui generis, quasi uno show, cerchiamo di sdrammatizzare il momento drammatico, ma la ripetiamo, questa sera dalle 20 alle 21 io sono ancora in onda e nel weekend assolutamente la faremo girare a go nella domenica di Radio Libertà. Dove vado? Mollo il giornale, poi vado all'interno perché c'è centrodestra e centrosinistra, le reazioni della maggioranza, le reazioni dell'opposizione, quello strano viaggio del ricercato libico, al-Masri, tutti i misteri di un'accusa senza prove e anche che cosa dicono nel mondo. La notizia fa subito il giro del mondo, ma non metterà pressione sulla Premier, dicono i giornali internazionali. QN, il resto del Carlino, Meloni indagata e scontro con i PM, ma anche, e ci sono le notizie locali che stiamo seguendo in questi giorni, quelle notizie strane di questi giorni. In una scuola media di Ferrara, messaggi hot all'alunna di 13 anni, il prof indagato insegna ancora, però è affiancato da un tutor, c'è un tutor che controlla, cosa prendi, a chi scrivi il WhatsApp, sta attento. Misteri della fede, no, bisogna seguirle queste notizie. Sempre da Bologna, altra notizia strana che stiamo seguendo in questi giorni, San Mammolo, Bologna, pestato dal branco, al setaccio le telecamere, perché adesso la moda è questa, il branco gira, ne vede uno a caso, lo menano a morte senza un motivo, almeno, che ne so, chiedeteli 100 euro, cioè, niente, neanche la rapina, proprio solo per menarlo. Bologna, l'ira delle categorie, stangata de or, tariffe aumentate del 30%. Vedi, a Bologna 30 all'ora, 30% in più se metti fuori il tavolino. Santa pazienza, santa polenta taragna, chiaramente. Sì, vado, corro, via, un'altra prima pagina, il tempo, aridaie. Chi vuole fermare Giorgia? L'annuncio di Meloni sul web, sono indagata per il caso Al-Masri, avvisi a Nordio, Piantedosi, Mantovano, così la sinistra ci riprova con i giudici, ma l'ANM frena, è solo un atto dovuto, e dietro c'è l'uccellino, cucù, Salvini, subito la riforma della giustizia, Tajani sembra una ripicca delle toghe. Tommaso Cerno, questa volta il modello Silvio è un boomerang. Ci mancava l'avviso di garanzia, che poi non è un avviso di garanzia, che poi è un atto dovuto, che poi non nasconde intenti politici, che poi alla fine serve solo a creare un grande polverone mediatico per tornare a respirare l'eterno golpe fallito contro Silvio Berlusconi. Ce l'aveva anticipato il giudice Patarnello nella sua famosa mail che definiva pericolosa Giorgia Meloni, lo ricordate? Patarnello ci aveva detto che i migranti sono l'argomento preferito dei magistrati per provare a destabilizzare l'unico governo che cerca di rimandarli a casa loro anziché lasciarli a bivaccare nelle periferie e nei centri storici delle nostre città. E così è ricomparso dalla preistoria della sinistra l'ex sottosegretario di Romano Prodi, l'avvocato Luigi Ligotti, che qualche giorno fa aveva annunciato alle agenzie un esposto contro la Premier, i ministri Piantedosi e Nordio e il sottosegretario Mantovano, come una nemesi. Nel giorno delle elezioni del sindacato dei magistrati è arrivata la comunicazione obbligatoria di indagine ai membri del governo, ma anche una grande pernacchia dal paese, stanco di questo film che trasformerà questo esposto in un boomerang. Così almeno pensa Tommaso Cerno quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, che parla appunto anche delle elezioni dell'ANM, le toghe rosse sconfitte al voto ma comandano lo stesso, la destra MI vince ma le correnti di sinistra hanno la maggioranza. Ma oggi sul Tempo c'è anche l'intervista a Luca Palamara. Non cambierà nulla, i giudici continueranno l'opposizione al governo. Ma quella che piace a me è l'intervista con l'europarlamentare Cisint. Giorgia senza velo, ricordate la prima pagina del quotidiano Il Tempo dell'altro giorno? Giorgia senza velo, è l'unico che se ne è accorto, che era lì che parlava con l'arabo, si guardavano
ma lei non c'aveva il velo, ragazzi. La Boldrini, la Schlein, ma sarebbero state vestite da suora. L'europarlamentare Cisinta, oggi sul quotidiano Il Tempo: Giorgia senza velo ridà dignità. La sinistra ci aveva sottomessi. Bello, bello, bello Il Tempo. Tra poco ve lo leggo, ma tra poco leggo anche i vostri WhatsApp. Dai, dai, dai. Se me ne inviate uno adesso, mi arriva e il primo che leggo. 340 6709 659. Oh, adesso però questo pezzo, sai cosa faccio? Lo mando io. Perché? Perché c'è anche il video. Sì, è una cosina carina carina. Aspetta che lo vado a ribeccare. Praticamente è un vecchio, adesso non so se c'è vecchio nel senso che ci conosciamo da tanti anni, vecchio amico di Radio Libertà, ai tempi di Radio RPL, di Radio Padania Libera. Lui ha scritto moltissimo in lingua, in dialetto, ha fatto dei CD che distribuiamo ancora, pensate un po', negli eventi targati Lega. Si chiama Gianfranco Balestrini. Fa musica di ogni tipo, ma ripeto, soprattutto è partito dal dialetto, ma essendo un musicista a tutto spiano, regala emozioni in ogni campo, anche nel campo di ragtime. Sentite questa stupenda versione di Maple Leaf Rag, è Gianfranco Balestrini. Benvenuto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Grande Gianfranco Balestrini, Maple Leaf Rag. Gianfranco Balestrini arriva da Pontelambro, Scott Joplin 1899, Kate Emerson, la sigla di Odeon, cos'era, fine anni 70. Canta brani dialettali, quelli operistici, non disdegna il jazz e il ragtime. L'ho ritrovato su Facebook, Gianfranco Balestrini, dove trovate anche questa splendida interpretazione, ma molte altre, perché lui quando ha 5 minuti prende il piano e suona. Buongiorno, Sammy Varin, certamente, rassegna stampa, avete capito bene, ma soprattutto i vostri WhatsApp, tante emozioni diverse, non soltanto sulla situazione Meloni e governo, ma anche su altri argomenti, scrivendo al 340 6709 659. Io leggo in questo momento i vostri messaggi, partendo da
Buongiorno, neanche se mi pagassero andrei da matta. Non è il mio presidente, non l'ho votato io e quindi non sono matta. Grande Sinner, sì, perché la notizia del giorno, oltre a qualcun'altra un pelino più importante, è che Sinner non vuole andare da Mattarella quest'oggi e insomma è uno sgarbo istituzionale, fa capire il quotidiano Il Corriere. Buongiorno Sammy, oggi vacci piano, pure lo vuoi anche tu l'avviso di garanzia? Fabio, dai, ho messo avanti popolo alla riscossa durante la lettura di tutte le notizie di prima pagina, scusami se ve lo siete perso, ritrovate tutto su Facebook, su YouTube, ma soprattutto sul sito radiolibertà.net cliccando podcast, dopo le 9:30 trovate tutto quanto. Sammy, aspettiamoci a breve, se va avanti così, un bel generale rosso che ci metterà tutti in riga e diciamo che qualcuno non gli dispiacerebbe. Buondì Sammy, sai come si potrebbe far ritornare in Italia il torturatore Al-Masri? Semplice, basta che Bonelli e Fratoianni lo candidino col loro partito. Valentino da Udine, tu prevedi il futuro. Carissimi, aspetta un po', eccolo qua. Certo che terrorizzati di perdere dei poteri si prodigano in ogni maniera anche discutibile per rimettere un governo dei loro. Sono inqualificabili, arrivati a certi livelli si sentono padroni del mondo. Forza Nordio, fagli abbassare l'ermellino. Luciana da Mugioia, ma sai, l'ermellino con questo freschino ci sta anche bene. È d'estate che ho sempre pensato, come cacchio fanno a tenere su ste pellicce, chissà come sudano, che puzza, ma lasciamo stare. Oh, Tarfusser oggi alle 9:40, sorpresa dall'autodafè di Giulio Cainarca. Giulio Cainarca ci porta alle 9:40 stamattina. Tarfusser, avete capito tutto quanto, c'è da commentare qualcosina. Jenny da Milano, sono d'accordo con il giornale, questa volta il governo eletto al gradimento della maggioranza degli italiani. Attenzione quindi, sì governo tecnico, perché questa volta la maggioranza timorosa si potrebbe trasformare in maggioranza rabbiosa, non si sa dove andremo a finire. Qualcuno sta ancora aspettando il governo tecnico che prima o poi arriva. La Meloni si è vista... No, aspetta, questo è un messaggio vecchio. Buongiorno, ma qualcuno non aveva detto che la Meloni non si poteva attaccare perché non aveva nulla per poterlo fare? Beh, ora hanno trovato il cavillo per farlo. Cara Clara, però l'ha detto anche lei, subito nella sua diretta sui social ha detto che non è attaccabile, però l'hanno attaccata. Dobbiamo imparare da Sinner, un tedesco, la dignità di essere italiani, che non va appunto da matta. Buongiorno Varin, oggi si leggono tutte le prime pagine, ma su Meloni e Company si cerca di tirare via veloci, ma va bene così, è più importante è Mischilla a Sanremo. Francesco, te le ho lette tutte le pagine di tutti i giornali nazionali sulla Meloni. Che cosa vuoi di più? Dici, vuoi che vado a sfrugugliare? Sì, ma dai, dopo ci provo ad andare a sfrugugliare. Io vi do le idee, poi voi uscite di casa e decidete se volete comprare il manifesto o se volete comprare la verità. Io ti dico la verità, no, nel senso, io comprerei entrambe le cose, sia il manifesto che la verità, perché entrambi sicuramente hanno buoni argomenti, perché come dico sempre, poi la verità, quella vera, sta nel mezzo. La Meloni ieri sera è stata chiara. Come mai tutti sapevano che Al-Masri era in Europa da 15 giorni e hanno aspettato che venisse in Italia per denunciarlo, fermarlo e rilasciarlo? Tan da da da. La Meloni, come Salvini, dà fastidio. Bravo Marco, in effetti è il procuratore che ha indagato la Meloni, è lo stesso che se l'è presa con Salvini. Ancora WhatsApp, stanno arrivando a frotte al 3406709 e scrivetemi qualcosa anche voi che non mi avete mai scritto. Dai, voglio sapere cosa ne pensate di questo avviso di garanzia. Ciao Sammy, io non guarderò Sanremo come al solito, una volta era patetico, adesso indegno con tutti questi personaggi vomitevoli e se tutti facessero come me non lo farebbero più. Ma che Redani, no, bisogna guardarlo Sanremo. Chiaro che fa ridere che ci vadano tutti questi personaggi che hanno soltanto like, che sono esempi, attenzione, positivi o negativi,
Basta essere esempi oggi per fare successo, basta essere dei capibranco, come i Maranza con i nostri figli, sono capibranco. E in effetti, poi lo chiederò ad Alessandro Morelli che arriva alle 9, la Lega sta portando avanti anche un bel progettino per condannare voi capibranco Maranza che avete festeggiato il Capodanno facendo i capibranco con le nostre ragazze e facendogli la festa nel Tarrus Gamea. Ok? Ne parliamo dopo, ne parliamo. Ancora WhatsApp, l'ultimo, dai, l'ultimo. Hai mai schillato? Cosa dice questo? Giulio, no, Cainarco. Ah, questo è quello che se la prende con me, non gli piace la mia rassegna stampa, Ma per favore, non la chiami rassegna stampa. Io resisto massimo 10 minuti. Ha mai schillato? Questo è des terrone, proprio parla. Oh, ma hai schillato un cazzo? Vai a Roccaraso, vai. Dopo vi leggo la notizia che a Roccaraso in Abruzzo c'è stata l'invasione dei napoletani, il terroname più cattivo, no, cattivo tra virgolette, non è razzista questa cosa, semplicemente questi hanno portato una ruvera, come si dice da queste parti, pattumiera, schifosi. Ma come vivete a Napoli? Come vivete a Napoli? Hanno dovuto chiamare l'esercito a Roccaraso perché nel weekend sono arrivati a migliaia da Napoli, c'era lo sconto su TikTok e hanno lerciato tutto, era tutto bianco di neve, adesso è tutto nero di schifo. Sì, è razzismo, sono razzista, omofobo e poi anche un pochino fascista sicuramente. Va bene, spengo, vai a lavorare. Giulio, buon lavoro. Vado di nuovo sui quotidiani. Sì, qualcosa mi dice che devo andare proprio all'interno. Dai, tuffiamoci subito dentro perché almeno non me la menare. No, scusami, assolutamente. All'interno del Corriere della Sera vado a intervistare il nostro amico Tajani. Proditorio attacco delle toghe per la separazione delle carriere. Oggi il Corriere intervista a pagina 4 Tajani, ministro degli esteri. Nel governo hanno agito tutti bene, assolutamente privo di senso, poi coinvolgere la premier. Mi ricorda tanto quando Silvio ricevette l'avviso di garanzia a Napoli nel 94. Proprio l'altro giorno io citavo i famosi sorrisetti, la Meloni che può girare a testa alta in Europa e nel mondo, e adesso torneranno certi sorrisetti, punto di domanda. Nello stesso paginone dove c'è l'intervista a Tajani si è fatta sentire Barbara Berlusconi. Tempi sospetti, ha detto ieri in TV. Non voglio entrare nel merito della vicenda, ma non può sfuggire la coincidenza dell'avviso di garanzia alla premier Meloni contestualmente alla riforma in discussione nella separazione delle carriere dei magistrati. Lo sostiene Barbara Berlusconi, che nel 2023 al Gran Premio di Monza aveva incontrato la premier e aveva manifestato sostegno alla riforma del premierato. Il parallelismo per la terzogenita figlia del Cavaliere è evidente. Il pensiero va all'avviso di garanzia che ricevette mio padre mentre presiedeva il G7 a Napoli. Non so se si tratti, come la definiva lui, di giustizia a orologeria, cucù, ma il sospetto è legittimo, dice Barbara Berlusconi al TG1. Già che ci siamo, e c'è la pagina, appunto, siamo nella stessa pagina dell'intervista a Tajani, sul Corriere parla dell'arrivo nei centri in Albania. Dopo l'impennata di sbarchi, ma in 5 tornano indietro. Hanno già scoperto che ci sono 4 minorenni e un adulto vulnerabile. I primi 5 sono già tornati indietro. Non aggiungo mezza parola, non pensate. Tossisco. Posso tossire? Perché c'è Emischilla, lo so, qualcuno dice, ma come? La Meloni indagata e tu parli di Emischilla? E il Corriere a pagina 20 è l'unico che lo ricorda. Inchiesta Ultra, indagato Emischilla, niente stadio, ma canterà a Sanremo. Milano, gli affari con Lucci, il pestaggio a San Siro, associazione a delinquere, 3 anni di Daspo
e tra pochi giorni questo è a Sanremo e sarà intervistato da voi radio ben pensanti, voi radio che fate tutta musica italiana, intervistate Mischilla, guarda che fa finta di niente, di non esserci, certo, e invece c'è come Mischilla, lo trasmetterete, lo intervisterete, chissà se avrete il coraggio di dirgli: oh, ma allo stadio non ci vai, però io vado a Sanremo, che cazzo me ne frega lo stadio. Per 3 anni non potrà accedere alla manifestazioni sportive, è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere nell'inchiesta doppia curva sul mondo ultramilanese, in particolare per i legami con esponenti rossoneri arrestati con i quali ha partecipato a una cena di Natale. Ok, il patto tra gli ultra, la maxi inchiesta, gli affari con Lucci, Barberi e Tifo, gli assume assieme in curva, Joker sorride, i testi violenti, concerto annullato. Sì, è Mischilla che sarà al Festival di Sanremo, ha fatto parlare di sé anche per il concerto per la notte di Capodanno 2024 alla Dispoli. Il sindaco decise di annullare l'evento a causa dei testi sessisti, in particolare uno che inneggiava alla violenza. Sì, è già successo con qualche altro rapper, ricordate che sarà anche lui a Sanremo. Sono esempi per i nostri giovani, positivi o negativi, basta che siano esempi e loro cliccano mi piace. E Conti o ancor prima Amadeus li chiama a Sanremo perché trascinano una folla di ascoltatori. Il Fatto Quotidiano, ve l'avevo promesso, perché qualcuno mi dice non leggi mai all'interno il Fatto Quotidiano, ben pensante di merda. Allora Meloni, avviso garanzia per Al-Masri, dove sono? Sono a pagina 2 del Fatto Quotidiano, avviso garanzia per Al-Masri, lei imita Silvio e attacca le toghe, eccole qua le foto della Meloni, Silvio Berlusconi, imita Silvio. La reazione sui social, la premier Mantovano, Nordio e Piantedosi sono indagati per peculato e favoreggiamento. Separazione oggi parte al Senato. All'indagine per favoreggiamento e peculato nei confronti dei vertici del governo, oggi la maggioranza incardinerà la riforma della separazione delle carriere al Senato dopo l'approvazione a metà gennaio alla Camera. La riforma sarà incardinata nella Commissione Affari Costituzionali dopo scusate, un litigio dentro la maggioranza. La leghista Bongiorno avrebbe voluto che la riforma passasse anche dalla Commissione Giustizia, ma alla fine, soprattutto su richiesta di Forza Italia, si è deciso di accelerare assegnandola a una commissione singola per velocizzare i tempi di approvazione. Nordio vuole che si arrivi al referendum entro il 2026. Oggi paginone a pagina 2 del vostro quotidiano preferito, il Fatto Quotidiano, che parla naturalmente, è un atto dovuto, la Procura di Roma non aveva altra scelta, scrive Marco Lillo, procedura, la legge. Ve lo devo leggere tutto, no? Che c'è Francesco, inizia a starnutire, io mi gratto e dice no, la cambiamo, andiamo avanti. Stiamo scherzando naturalmente. Qui si legge tutto di tutti e il bello della nostra rassegna stampa è che potete anche richiedermi il vostro quotidiano. Se mi scrivete adesso al 340-6709-659, ma ce lo inventiamo anche un quotidiano, ditemi quello che volete, io lo vado a cercare. Siamo sul Giornale, all'interno del Giornale a pagina 4 e pagina 5 sono proprio 2 paginoni sull'agguato al governo, così lo chiama il Giornale, lo scontro, le reazioni della maggioranza e quindi il centrodestra risponde compatto, ripicca delle toghe, non ci fermeremo, scrive Fabrizio De Feo, ministri e parlamentari fanno quadrato, avanti con la riforma della giustizia. Il vice premier Tajani, sono dalla parte di Giorgia, difendo la separazione dei poteri e condanno questa scelta dei magistrati. Disappunto, rabbia, sconcerto, stupore. La maggioranza si stringe attorno a Giorgia Meloni poco dopo che la premier annuncia di aver ricevuto un avviso di garanzia per il caso Al-Masri, insieme a Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, Alfredo Mantovano, rispettivamente ministro dell'Interno, della Giustizia, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Un'offensiva che fa scattare una reazione forte e corale da parte di tutta la maggioranza. E qui appunto ci si concentra sul centro-sinistra, ci sono anche le frasettine.
Hanno detto Renato Schifani, inaccettabile la giustizia politicizzata a orologeria. Guido Crosetto, l'opposizione giudiziaria è il maggiore avversario. Alessandro Giuli, provvedimento che solleva molte perplessità. Stefania Craxi, avviso di garanzia dai contorni grotteschi. Raffaele Nevi, un attacco eversivo da magistrati politicizzati. Enrico Costa è il migliore spot sulla separazione delle carriere. Andrea Crippa, riformeremo la giustizia nonostante i ricatti delle toghe. Fabio Rampelli, lo voi perde il pelo ma non il vizio. Le istituzioni, riserbo del Quirinale, ma uno scontro tra poteri preoccupa Mattarella. Il capo dello Stato predica equilibrio e quanto accaduto non giova al clima. Tra i virgolettati, Antonio Tajani, solidale con tutti coloro che hanno ricevuto l'avviso di garanzia. Mi sembra veramente una reazione alla riforma sulla separazione delle carriere. E Matteo Salvini, che vergogna, lo stesso procuratore che mi accusò a Palermo ora ci riprova a Roma con il governo di centrodestra. Avanti con la riforma, subito. Chiaramente tutti noi leghisti pensiamo questa cosa, dice lo stesso sostituto procuratore che ha rinviato a giudizio, che ha mandato l'avviso a Matteo Salvini e che ha preso un granchione grosso, adesso ci riprova con la Meloni. Viene il dubbio, ma lui l'ha fatto come privato cittadino, scopriremo tra poco. A pagina 5 del giornale le reazioni dell'opposizione, con Laura Cesaretti, la sinistra cavalca l'inchiesta politica, governo in aula a riferire su tutto. A microfoni spenti, dubbi anche nel PD. Iniziativa surreale, regalo alla Premier. Cautela persino dai grillini, solitamente forcaioli. Giorgia fa la vittima per distrarci dai fallimenti del suo governo sull'economia. L'avviso di garanzia? Un'iniziativa surreale e un colossale regalo a Giorgia Meloni, sospira in transatlantico la dirigente del PD. A microfoni spenti e taccuini chiusi è difficile trovare un esponente delle opposizioni che gioisca per la clamorosa nuova pagina della guerra tra magistratura e politica. Anzi, il timore è che si tratti di un boomerang a tutto vantaggio di Palazzo Chigi, destinato a indebolire non solo la campagna sul caso Al-Masri, ma anche l'opposizione alle riforme del governo, a cominciare dalla tanto vituperata dai PM separazione delle carriere. Ma accendiamo il microfono e prendiamo il taccuino e vediamo i virgolettati. I virgolettati con Matteo Renzi. Meloni cavalca un atto dovuto per fare vittimismo. Carlo Calenda, l'avviso di garanzia a Meloni è surreale. Sandra Zampa, dalla Premier, ossessione per Prodi, lo lasci stare. Ilaria Cucchi, dalla Presidente del Consiglio, un capolavoro di arroganza. Riccardo Maggi, una cosa è certa, la Meloni ha mentito agli italiani. Pierluigi Bersani, la procura che riceve una denuncia deve indagare. Davide Faraone ha commesso un errore e somma l'errore al vittimismo. Nicola Fratoianni, era evidente che non si trattava di un cavillo. Questo e d'altro quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che vi invito naturalmente a commentare scrivendomi adesso un messaggio WhatsApp, anche audio, al 3406709659, perché tra poco li leggo. Pagina 6, chiaramente si entra nel particolare sul Giornale, agguato al governo l'intrigo, quello strano viaggio del ricercato libico dalla Gran Bretagna alla Germania, passando per Belgio e Olanda, l'arresto a Torino dopo la partita. Cioè prima non se ne è accorto nessuno che questo girava l'Europa. Il mandato di cattura della Corte di Giustizia dell'Aia spiccato a maggioranza, ma solo all'arrivo nel nostro paese per assistere a Juventus Milan, e non c'aveva neanche il daspo. Al-Masri, tutti i misteri di un'accusa senza prove. Il miliziano libico non si occupava di migranti, ma era in prima fila nella lotta ai terroristi dell'ISIS. Dopo la liberazione voleva essere portato a Londra, una richiesta strana che confermerebbe le voci sui rapporti con i servizi britannici. A pagina 7 si approfondisce la cosa e chiaramente, se siete interessati, oggi il giornale è tutto vostro, anche perché poi la notizia dell'avviso di garanzia fa subito il giro del mondo, ma non metterà pressione sulla Premier. Dalla CNN al New York Times tutti ne parlano, lo stupore dei media. L'esecutivo italiano è bloccato in uno scontro coi magistrati sulla riforma
della giustizia. Dove vado? Vado su QN, su Quotidiano Nazionale, perché so che poi continuare a parlare di sta cosa assolutamente ci vuole sempre in sotto antipopolo, e no, e invece cambiamo argomento. Il resto del Carlino, QN, parla anche di cronaca locale, e a me dispiace perché in questa rassegna stampa sto un po' troppo sul nazionale, non sempre riesco a entrare sul locale, ed è un qualcosa a cui dovrò porre rimedio. Certo, Sammy Varin, fai anche un terzo, quarto e quinto tempo della tua trasmissione, dai spazio anche ai giornali locali. Mi sembra di sentire parlare il direttore, me lo dice subito. Guarda, ma perché io dico queste cose? Te le vai a cercare a pagina 15. Invece no, vedi che faccio il locale, guarda qua, QN, pagina 15, scandalo alle medie, inchiesta shock. A proposito di notizie strane, le leggevamo l'altro giorno e le teniamo d'occhio. Nicola Bianchi ci ricorda questa storia del prof di Ferrara indagato per i messaggi hot alla sua alunna tredicenne. Le rassicurazioni del direttore scolastico della regione, è sempre affiancato da un altro docente. Del caso è stato informato Valditara. L'insegnante ha 48 anni, nel telefonino trovate 10.000 chat con questa tredicenne. Bene, il prof di Ferrara è indagato, ma insegna nella stessa classe. L'indagine è chiusa, l'atto già notificato è del 13 gennaio, poco meno di un mese prima, il 16 dicembre, i carabinieri si presentarono prima a scuola, poi a casa, per sequestrare telefonino, tablet, agenda e un compito in classe della parte lesa. Una ragazzina di nemmeno 14 anni di una scuola media ferrarese. Per tutto questo tempo lui, docente, 48 anni, finito sotto inchiesta per adescamento di minori, ha continuato, così oggi, a insegnare nel plesso e soprattutto nella classe frequentata dall'alunna parte lesa. E qua chiaramente mi fermo, e ognuno di voi la può pensare come vuole. Questa potrebbe essere tranquillamente mia figlia, che ha anche lei quasi 14 anni. Sempre tra le notizie strane che ci vengono in mente, Rai depestaggio, la folle notte dei ragazzini bene. Bologna, prime indagini. Gli autori dell'aggressione ai danni di un uomo all'interno del suo palazzo non apparterrebbero a nessuna baby gang. Olè! Neanche la baby gang. E come mai? Erano ragazzini bene. Già, perché i ragazzini bene non possono seguire i capibranco tamarrosi, ancora di più, ragazzi miei. Normalità. Via, vogliamo sul quotidiano Il Tempo, perché a pagina 7 del Tempo c'è una bella intervista ad Anna Maria Cisinte a proposito di Meloni senza velo. Meloni dagli arabi senza velo. Se ne è accorto Il Tempo, unico quotidiano l'ha fatto notare, che a differenza della Boldrini e di altri esponenti di sinistra che si vestivano da suora quando dovevano apparire davanti alle comunità arabe o musulmane, la Meloni è apparsa senza velo, e non mi sembrava ci fosse tutto questo scandalo. Anzi, ci hanno dato i miliardi. Meloni dagli arabi senza velo, ridà dignità e orgoglio all'Italia. La sinistra ci aveva sottomessi, dice Anna Maria Cisinte, europarlamentare della Lega, pagina 7 del quotidiano Il Tempo. L'eurodeputata sottolinea la differenza rispetto al passato. Mi è venuta in mente Serracchiani, che se lo fece imporre supinamente, e ricorda la proposta di legge del Carroccio contro l'usanza islamica, già contro il burqa. Te lo devi togliere quando entri negli edifici pubblici, ma non soltanto. Infatti a un certo punto glielo chiede Cristian Campiglia alla Cisinte. La Lega ha lanciato una proposta per vietare l'uso del burqa nei luoghi pubblici. La ritiene una strada percorribile? C'è una norma del 75 che già oggi vieta di stare in luoghi pubblici col viso coperto. La nostra proposta azzera una serie di alibi che la giurisprudenza ha adottato fino ad oggi. Una norma che punta alla sicurezza, ma anche e soprattutto alla difesa di prerogative valoriali del nostro paese. L'imposizione del velo va contro la nostra Costituzione. Per questo introduce il reato di costrizione all'occultamento del volto, che diventa aggravato per minori e disabili. Quindi se obblighi tua figlia a venire in classe così agghindata,
commetti reato, secondo la Lega. Basta accettare che chi arriva da altre nazioni imponga a noi uno stile di vita non occidentale. E si tira fuori naturalmente la vicenda della scuola di Pioltello. Vogliono la chiusura dell'istituto per il Ramadan. È giusto? Ovviamente no. Va ribaltata le questioni. Vanno organizzati corsi di italiano, non di bengalese o pakistano. Chi arriva qua deve studiare la nostra storia e integrarsi alle nostre tradizioni. Qui da noi si festeggia il Natale. E qui mi fermo, ma chiaramente tutta da leggere l'intervista ad Anna Maria Cisinta, pagina 7 quest'oggi del quotidiano Il Tempo. Ultimissima segnalazione, dai, faccio in tempo, c'è ancora un minutino, sulla Repubblica che titola Meloni indagata sfida i PM, a pagina 3 c'è una primissima debole intervista a Li Gotti, sì, perché poi il colpo grosso lo fa la consorella, La Stampa quest'oggi, un paginone con Li Gotti. Io, un ex MSI, l'ho denunciata da cittadino. Avvocato Luigi Li Gotti, citiamo la presidente Giorgia Meloni, ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi. La premier ha dimenticato di ricordare però la sua militanza storica nell'MSI. Risponde Li Gotti, in realtà ha dimenticato un'altra circostanza cruciale, che la politica in questa storia non c'entra nulla. Io ho fatto quell'esposto da cittadino, sdegnato da quanto era accaduto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Nuove piogge sono previste oggi sulle regioni meridionali, mentre al centro-nord il tempo è in miglioramento. In mattinata persisteranno nebbie e nubi basse sulla Valpadana, qualche rovescio sulle regioni centrali tirreniche, ma il tempo in avvicinamento al sud. Nel pomeriggio, a fronte di un miglioramento deciso al centro-nord, al sud si prevedono piogge, rovesci e temporali localmente diffusi. Temperature in generale calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM, i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando
Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Beh, lui è un pezzo grosso, è Amedeo Minghi e non possiamo non seguirlo quando esce un nuovo estratto dal suo nuovo album Anima Sbiadita. Qui si racconta della profonda nostalgia che si prova nel ricordare una relazione significativa del passato. I colori dell'Est, Amedeo Minghi, e chiaramente tutto da scoprire il suo nuovo album, se siete amanti del genere, ormai si trova anche su YouTube. Buongiorno, 8:37, Sammy Varin, rassegna stampa, tanti appuntamenti con cui anche sentire i vostri commenti alle notizie del giorno, alla notizia del giorno, indagato il governo, ad esempio, scrive oggi il quotidiano La Stampa. Il primo appuntamento con i commenti sarà già questa mattina alle 9, quando avremo il sottosegretario di Stato alla Presidenza Alessandro Morelli. Alle 9:40, sorpresa, nella trasmissione di Giulio Cainarca arriva
Tarfusser, Kuno Tarfusser, ex giudice della Corte Penale Internazionale, per commentare il caso Al-Masri Meloni. Ore 9:40 questa mattina nella nuova trasmissione di Giulio Cainarca, Auto da Fe. Ma poi naturalmente ancora prima avremo il pensiero del nostro direttore Sallusti, e poi più avanti alle 11 certamente sentiremo Tiziana Nisini, vicepresidente della Commissione Lavoro, per parlare questa volta di quello che il governo sta facendo, è il rinnovo del contratto per i dipendenti statali, soldi in più che però per i sindacati non dovevano esserci. Avremo 5 minuti di sollievo con Vilma De Angelis, signori, una storica artista italiana, e poi nel Focus Lombardia Silvana Snider per parlare di montagna e del lupo. Che facciamo con sto lupo? Un flash alle 12:15 nel Magna Magna con Deborah Bellotti, signora delle stelle. Sì, lei prevede il futuro guardando gli astri, e mai come in questo momento abbiamo bisogno di una previsione, soprattutto per il governo Meloni. Guarda un po', allora ci vado proprio sul quotidiano La Stampa, perché vi dicevo Luigi Ligotti oggi superstar, il politico avvocato che ha denunciato la Premier. A pagina 7 del quotidiano La Stampa ha intervistato a tutto spiano: l'Italia ha liberato un boia, troppe bugie sul rientro in Libia. Il politico avvocato che ha denunciato la Premier dice: sono nato nel movimento sociale italiano, non sono di sinistra, io il legale di alcuni mafiosi. È vero, Falcone mi chiese di difendere Mannoia, e a proposito di quello che ha detto naturalmente la Meloni appena ha annunciato l'avviso di garanzia. Il volo era pronto prima che la Corte d'Appello si pronunciasse, il ministro ha mentito, l'attacco a Nordio. E ancora sui migranti, il generale gestiva le partenze, lo dice la Corte Penale Internazionale, e a chi giova? Chiaramente qui si pensa che noi abbiamo qualche affare con la Libia per non far venire qua i clandestini? Malpensanti. A voi naturalmente l'ultima parola, 340 6709 659, scrivetemi che io poi leggo alla grande i vostri WhatsApp. A proposito di immigrati, torno per un attimo su Repubblica, a proposito di Albania, lo sbarco dei 49 migranti, polemica sulle visite mediche, scrive quest'oggi a pagina 6 Repubblica. 5 sono vulnerabili e torneranno in Italia. Sta storia qui dei vulnerabili, ragazzi miei. Nel porto va via anche la luce al momento delle identificazioni. No, signori, hanno dovuto accendere i generatori. E allora, dici, è una notizia, non c'è un cazzo da scrivere. Non ci sono i medici dell'OIM, le verifiche fatte da quelli della Marina. Scarpa del PD, manca la garanzia di terzietà. Chiaramente, se avete dubbi, è il caso di comprare Repubblica. Pagina 6, che parla anche della beffa della Corte d'Appello, richiamati per le convalide gli stessi giudici già esautorati. Nonostante la norma voluta dal governo, i 6 magistrati provengono dal pool di immigrazione del tribunale, cioè sono gli stessi di prima, e speriamo che non ci combinino le stesse cose. Passa sotto traccia, ma ne parla con un paginone a pagina, ve lo dico subito, pagina 16 del quotidiano La Stampa, il caos nel Congo. C'è una bella analisi di Domenico Quirico, anche se non spiega effettivamente perché sta succedendo tutto quel casino, ma lo racconta molto bene, in maniera disperata e romantica. Migliaia in fuga da Goma in mano ai ribelli pro Ruanda, presi anche l'aeroporto e le miniere di prezioso coltan, rivolta a Kinshasa, assaltate le ambasciate occidentali, scrive Domenico Quirico, in Caos Congo, oggi sul quotidiano La Stampa. Ne parla un po' più a fondo, nel senso che il racconto è meno romantico, ma va un po' sulla ciccia della questione, il quotidiano La Verità. A pagina 10 si scrive: ambiente e povertà, il Congo precipita nella guerra civile per il controllo delle materie prime. La situazione è già più chiara. Scontri tra l'esercito e ribelli sostenuti dal Ruanda a Goma. A Kinshasa attaccate le ambasciate di Francia, Belgio e
Stati Uniti, morti per le strade. Fanno gola le miniere ricche di metalli vitali per le tecnologie green. Si fa catastrofica la situazione nella Repubblica Democratica del Congo, scrive Sergio Giraldo. Attenzione, che se poi ci arrivano qua non possiamo dire che non scappano da guerra. Mamma mia, come sei cinico, Sammy Varin, ma scherzo, dai, cerco di sdrammatizzare, porco cane. Dopo aver ucciso la settimana scorsa il governatore della provincia orientale del Nord Kivu con un'improvvisa offensiva, i ribelli delle milizie del movimento 23 marzo, M23, hanno attaccato domenica sera la capitale della provincia, Goma, città di 1 milione di abitanti che ospita quasi 1 milione di profughi. Ma come? 1 milione di abitanti, 1 milione di profughi? Sono tutti profughi praticamente. A pochi chilometri da lì, quasi sul confine con il Ruanda, nel febbraio 2021 morirono l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Milambo, vittime di un agguato delle milizie regolari che da decenni destabilizzano la regione. Allarme della Croce Rossa sulla sicurezza del laboratorio che studia l'Ebola. Eccolo lì, c'è un laboratorio che studia l'Ebola, ci sono campioni pericolosissimi, se escono da lì possono diffondere malattie pazzesche. E questo non tutti lo dicono. Cina, Russia e Turchia hanno forti interessi in questa area. Oggi sul quotidiano La Verità. Vado avanti e sono su Libero che titola abbastanza giustamente: indagato mezzo governo, golpe di testa. Caso Al-Masri, Giorgia Meloni accusata di favoreggiamento e peculato, coinvolti anche Piantedosi, Nordio e Mantovano. Un fatto senza precedenti. Lei non sono ricattabile. Ecco, su questa cosa, il fatto senza precedenti, perdonatemi, mi fermo un attimo, poi vi leggo anche l'editoriale. Vado invece sulla Stampa, ancora per un attimo, perché c'è Mattia Feltri che titola il suo buongiorno magicamente sul fatto che non ci siano precedenti. E invece no, dice Mattia Feltri, ma è normale. Immagino nessuno di voi sappia che questo simpaticissimo paese, dotato di un così originale senso dell'umorismo, nella Seconda Repubblica, ovvero negli ultimi 31 anni, abbia avuto 12 presidenti del Consiglio, 7 dei quali sono stati indagati dalla magistratura. Uno solo condannato, Silvio Berlusconi, indagato Lamberto Dini, indagato Romano Prodi, indagato Massimo D'Alema, indagato Matteo Renzi, indagato Giuseppe Conte e da ieri indagata Giorgia Meloni. Atto dovuto, dicono. 7 su 12, la maggioranza assoluta, quasi il 60%. Probabilmente neanche la banda della Magliana vanta simili percentuali di capi con l'avviso di garanzia. E infatti, se un visitatore arrivasse qui da un altro luogo, da un altro tempo, sarebbe autorizzato a pensare che questo non è un paese, ma una gang di narcos. Poi, alla prova dei giudici e dei tribunali, le ipotesi di procura si infragiliscono. La sola condanna a Berlusconi riconduce la nostra classe politica fuori dalla dimensione criminale a cui è consegnata dalle procure. I grandi furbi ne traggono l'insegnamento che la giustizia funziona. Io, meno furbo, ne traggo l'insegnamento che per i pubblici ministeri indagare i vertici dello Stato è faccenda ordinaria, da trattare con la disinvoltura di chi tanto non è tenuto a rispondere del proprio lavoro. La chiamano indipendenza della magistratura. Altrove, in USA, in Gran Bretagna, in Francia, in Germania, in Svezia, in Australia, nei posti più civili del mondo, l'indipendenza è solo dei giudici, mentre gli inquirenti sono sottoposti a una forma di controllo del governo e lì, magicamente, le inchieste ad minchiam non ci sono. Interessante il parere quest'oggi e stranamente sul quotidiano La Stampa di Mattia Feltri. Il suo buongiorno si intitola Magicamente e io torno magicamente in prima pagina sul quotidiano Libero che titolava appunto un fatto senza precedenti, indagato mezzo governo, golpe di testa, e l'editoriale di Mario Secchi ha come titolo non atto dovuto ma atto voluto. A che punto siamo arrivati? Risposta: siamo arrivati al punto che quando pensi di avere toccato il fondo, quello è il momento in cui cominci a scavare.
Mezzogoverno è sotto indagine per aver fatto legittime scelte politiche nell'interesse della nazione, nel pieno delle sue prerogative, in un contesto internazionale rovente dove al primo posto c'è la sicurezza degli italiani. Giorgia Meloni ieri con una mossa spiazzante ha esposto il problema del governo dei giudici, male non solo italiano. Non a caso questa storia comincia con l'arresto del libico Al-Masri, ordinato da una corte penale internazionale squalificata, con un atto tanto corretto nella procedura da indurre la corte d'appello a scarcerare Al-Masri. E io vi ricordo che questa mattina alle 9:40 c'è un bel colpo da maestro di Giulio Cainarca nella sua trasmissione Auto da Fè. Arriva proprio l'ex giudice della Corte Penale Internazionale Kuno Tarfusser, ore 9:40. Il governo ha deciso di rispedire il figuro a casa sua in Libia per ragioni di sicurezza. È una valutazione che spetta al Viminale, non alla magistratura, tantomeno ai giudici dell'Aia che vergognosamente hanno usato la parola genocidio nei confronti di Israele e degli ebrei, il popolo che il vero genocidio lo ha subito. Il premier e i ministri indagati in questa vicenda non sono un fatto giudiziario ma una mostruosità politica. Bene ha fatto Meloni ieri a squadernare quello che non è un atto dovuto ma un atto voluto. Anticipare l'avviso di sfascio ha significato sminare i soliti sospiri da tribunale, resoconti buttati giù con quel linguaggio che non è di nessun italiano normale e rende le aule giudiziarie un luogo di tortura della grammatica e del pensiero. Il governo ha il diritto e il dovere di esercitare tutti i suoi poteri, il Parlamento di legiferare e quindi anche di separare le carriere di una magistratura che ha superato ogni limite. Se c'erano dubbi, sono fugati. Si proceda a passo di carica. Aprire un'indagine su Mezzogoverno non è un passaggio da cancelleria, è un atto che ha devastanti conseguenze politiche, che inquieta gli italiani, che confonde l'uomo della strada. Per questo andava pesato, valutato e condiviso nella logica dello scambio di informazioni, della leale collaborazione tra la magistratura e le altre istituzioni, a cominciare dalla Presidenza della Repubblica. Autonomia delle toghe non significa abitare su un altro pianeta. Questo scambio virtuoso non è avvenuto e questo è il problema, l'irresponsabilità del governo, dei giudici. Così quest'oggi l'editoriale di Mario Secchi sul quotidiano Libero. E attenzione che tra pochi minuti leggo i vostri messaggi, quindi chi mi ha appena acceso e vuole esprimere un giudizio sulla notizia del giorno e quindi mezzo governo indagato, golpe di testa, scrive oggi Libero, inviate il vostro messaggio al 340 67 09 659. Intanto, visto che sono su Libero, vado all'interno e a pagina 8 c'è il mini barchino Dem, il terzo viaggio farsa in Albania della pedina pro migranti, e facciamogli un po' di pubblicità a Rachele Scarpa del PD. La deputata del PD contesta gli screening medici sui clandestini, non c'era l'ONU, e straparla di deportazione degli extracomunitari. Insomma, siamo alle solite, con tragedia e farsa intrecciate come legni di vimini. Mentre a Roma veniva consegnata una sorta di dichiarazione di guerra giudiziaria contro mezzo governo, contemporaneamente una deputata pidina vagava per l'Albania sempre in cerca di polemiche sull'immigrazione. Gentile onorevole Rachele Scarpa, in fondo lei si occupi di questi temi e risulta perfino più rassicurante rispetto all'ipotesi che riprenda a straparlare di Medio Oriente. Ancora nel 2021, prima di farsi candidare a eleggere poi alla Camera per il PD, lei parlava infatti, apprendiamo dalle cronache di quei giorni, di regime di apartheid di Israele. Meglio dunque che lei abbia cambiato area di interesse, teatro di intervento, diciamo così, e questa va col barchino pro migranti in giro per il mare per contestare naturalmente quello che sta avvenendo in
Albania. Daniele Capezzone prosegue a pagina 8, chiaramente imperdibile, sul quotidiano Libero, che si occupa però con Alessandro Gonzato anche di Suma Oro, condannato per irregolarità, adesso rischia il posto in Parlamento. No! L'ex pupillo di Bonelli e Fratoianni. La Corte d'Appello l'ha sanzionato con 25.000 euro per la campagna elettorale 2022. Oh, ma quanti libri dovrà scrivere? Livoriano può ricorrere in Cassazione, ma la Camera presto potrebbe licenziarlo. Ragazzi miei, se bussa qualcuno qui in Bellerio con gli stivali, no, tanto per dire, perché sai com'è, siamo ancora sul quotidiano Libero. Ci scherzavo prima, non scherzare sui napoletani semiavarin che si incazzano, ma giustamente fate bene, per fortuna non siete tutti così. Ma pagina 19, le conseguenze delle vacanze low cost. Roccaraso chiede l'esercito per arginare i napoletani. Signori, neanche sul quotidiano La Padania avremmo scritto una roba del genere, ma è tutto vero. L'assalto di 10.000 turisti campani manda in tilt la località sciistica abruzzese. Signori, Roccaraso, posto bellissimo in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, è che c'era lo sconto e quindi sono arrivati in migliaia. Marea di rifiuti sulla neve. Il sindaco: non possiamo reggere questo flusso. Immondizia ovunque, furti all'interno dei negozi, attività commerciali, piccole e grandi, assediate da legioni di manichini imbacuccati alla ricerca spasmodica di un BC. Questo senza considerare un'intera strada statale, la 17, numero che a Napoli si sa porta pure sfiga, congestionata dalla presenza in contemporanea di 250 autobus partiti in mattinata dalla Campania. Quanto basta per fare intervenire addirittura il prefetto dell'Aquila, che ieri ha convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, decidendo per una stretta per i comuni più turistici della zona, oltre a Roccaraso, Rivisondoli, Pesco Costanzo, Castel di Sangro, dove si entrerà solo a targhe alterne. Le persone che vengono qui con le case o in albergo portano benessere e hanno i servizi, ha voluto specificare il primo cittadino, ma non siamo in grado di reggere chi arriva solo la domenica, e di certo non possiamo mettere 1.000 bagni chimici in una stazione sciistica. Per il sindaco servono misure straordinarie, uomini e mezzi capaci di garantire sicurezza ai 20.000 sciatori in pista, alle 10.000 persone che contemporaneamente arrivano in paese e ai cittadini di tutto l'Alto Sangro. Le scene che girano sui social sono eloquenti: migliaia di persone in marcia lungo i sentieri di montagna, zaini in spalla per raggiungere le aree innevate o i prati e organizzare piccoli picnic last minute, lunghe colonne di auto e bus fermi a bordo strada, frotte di sciatori costretti a disperati slalom per non travolgere i bambini sulle slitte, un inferno bianco. Sono necessari controlli accurati sui bus anche in fase di partenza, serve ogni tipo di verifica per certificare le regolarità di tutti i protagonisti in campo. Non è un problema di turismo, ma in prima battuta un problema di sicurezza, di salute pubblica. Tra panini e ragù, selfie e canzoni neomelodiche, la giornata di domenica è filata via, per fortuna senza incidenti, ma uno può sempre capitare, ha ricarato ancora il sindaco, che si duole del danno d'immagine arrecato alla sua comunità dopo tanti anni di investimenti e di sacrifici fatti da Roccaraso. Quello su cui non si punta molto in questo articolo, ma che alla base del titolo di partenza effettivamente è lo sporco che hanno trovato ovunque. Ci scherziamo, ma attenzione, visto che c'è l'opportunità di andare in vacanza low cost per un giorno con gli sconti di TikTok, come minimo, un minimo di decenza, che siate napoletani, siciliani o di Torino, ci vuole. C'ho una manciata di minuti prima delle ore 9. Alle 9 arriva il sottosegretario Alessandro Morelli, con lui commenteremo chiaramente le notizie del giorno. Vediamo
l'ultimo messaggio arrivato, partiamo dall'ultimo. L'Italia risultato putrescente di un risorgimento nemico dei popoli italici. Buongiorno Enrico, secessionisti a go-go. Questa volta la magistratura ha lanciato un bel boomerang, la gente ormai ha imparato a riconoscere le cazzate, ma già da prima, sai. Problema poi è cosa scrive la stampa, che la notizia la inventa giorno dopo giorno. Sammy, perché dici che tra un po' ci sarà un governo tecnico? Che Dio ce ne scampi, altrimenti allora votare è inutile. Mattarella, batti un colpo sul caso Meloni, scrive Pietro. Pietro, alle 12:15, 12:10 oggi abbiamo Deborah Bellotti, signora delle stelle, e vediamo che cosa ci prevede l'astrologa. Come mai milioni e milioni presi dalla sinistra nel Qatar Gate insabbiati, milioni e milioni presi da sinistra per il green europeo, riescono sempre a spostare l'attenzione sui presunti peccati del governo, ci scrive Antonia. Non un paese ma una gang di narcos. No, penso che a questo punto sappiano che abbiamo una giustizia, come dire, creativa e un po' psichedelica. Ancora, Sammy, io sinceramente non ne posso più di queste parole. Per me sono sufficienti per descrivere quello che sento dentro di me della mostruosa morale che ha una certa parte politica. Ancora i vostri WhatsApp 340 6709 659. Buongiorno. La differenza tra Italia e USA è che quando arriva un nuovo presidente la massa acefala precedente viene cacciata via. Invece in Italia i burocrati sono sempre lì e comandano. Sì, spoil system lo facciamo anche noi, ma subito ci indicano con il ditino. Sammy, prova a dire che i soldi buttati in Ucraina sono stati un mezzo per affondare l'Italia e ridurci a straccioni che hanno perso l'ennesima guerra. E ancora, quindi l'obbligo di mascherina che nascondeva il volto era contro la Costituzione? E se ti rispondono che serve alla pari della mascherina per evitare contagi? E ancora, effettivamente lo Stato italiano è la mafia e la magistratura è il verme che infetta. Mi sembra di sentire le parole di uno scrittore qualche giorno fa. Buongiorno, sono Alberto di Cervia, pensionato grazie a Salvini quota 100. Quest'anno, visto il tempo libero, ho scritto alcune canzoni fatte arrangiare, saranno tra poco pubblicate sui siti. Domanda: ma chiunque può proporsi con le proprie canzoni? Certo, basta che paghi. Ma no, scherzo, qui è tutto gratis, è il paese dei balocchi e la ben godi degli artisti indipendenti. Scrivi una mail a sammy.varin@radiolibertà.net. Se metti, inventi, canti, suoni qualcosa di bello, chiunque abbia qualcosa da dire, non soltanto nella musica ma anche scriva giornali, sia un regista di qualcosa, eccetera, scrivetemi sammy.varin@radiolibertà.net. E qua mi fermo, c'è la pausa musicale, ma tra pochissimo arriva Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I